Ma buongiorno ragazzi. Pronti? DH. Stiamo andando in Navegal, ragazzi, DH. a fare downhill o DH, come si può dire. L'emozione è tanta, la voglia anche. Un unico destino ci unirà oggi, downhill. Eccoci, eccoci. Spadalto! Alto. Ragazzi, adesso siamo sul Navegal, dovremo scendere da qua ed è veramente una figata. E già Fiescaga. Adesso io e i miei compari qua di avventure prenderemo la seggiovia, andremo su, scenderemo. Cazzo, mica sto cagando un po' addosso. Comunque è tutto bello attrezzato, la nostra bicicletta è là. E dai, ci troviamo su in cima e auguri, facci auguri, eccolo qua. Sicura. Scivola. E ragazzi, eccoci qua di nuovo, mountain bike tour, sempre noi, ecco che mi avvia la seggiovia, siamo sulla seggiovia che mi sta portando, adesso riesco a parlare meglio, che mi sta portando su il primo percorso, il numero 1, che ci ho consigliato, perché siccome è la prima volta che faccio downhill, almeno per prendere un po' mano, poi faremo 1 o 2 volte, giusto per abituarci un po' alla discesa e dopo magari faremo qualcosa di più ardito, più tecnico. Vediamo come siamo messi e vediamo se non cadiamo prima o ci spacchiamo tutte le ossa. Comunque va bene così. Cioè, io adesso devo andare lassù e andare giù di qua. Wow, una grandissima figata. E buon video, spero che vi piaccia. Un buon mi piace, esatto, è sempre gradito. Condividete il video e iscrivetevi al canale. Comunque avanti col video, ciao. Ragazzi, eccoci qua di nuovo dopo 2 discese, sì, ok, facciamo un rumore un pochino ancora là, benissimo. Dopo 2 discese fatte quasi a capitombolo, che perdevo anche l'aderenza della bicicletta, andavo giù come un pelo lesso e quant'altro. Adesso dovremo fare un altro percorso in mezzo alla boscaglia in teoria. Comunque adesso sì, faremo un altro giro, infatti avremo il pass di 3 ore perché dopo... Sì, è bravo, si gira, poverino, perché l'hai tu nascosto la vita. Schizzica, ottimo, non so se avete sentito, pazienza, dopo metterò il volume su lighting. Comunque ci vediamo più tardi. E avanti, dai. Sfruttiamo queste poche ore di libertà che abbiamo qua sul Navegal e avanti tutta. Boh, ci vediamo dopo. Ciao!
No, devi capotare 3 volte perché non freni il colpo. Come sono così capota? Bene ragazzi, eccoci qua di nuovo. Vedete un po' il fiatone, ma questo se è duro a farla giù in questo momento. Veramente divertente, sta fottutamente divertente. Perché il pagliazzo, quel mio amico avanti che frenava sempre, riusciamo a capotarmelo 3 volte. Poi se giro manda avanti 2 chilometri, ma anzi manda giù dopo mi parte. È meglio. Qua in sottobosco è veramente una figata assurda. Solo che bisogna prenderci un po' male perché veramente è tosta. Eccoci qua ragazzi, dopo sono i miei ragazzi, tutti pronti alla carica, veramente bella. Sempre per la scivola che cascava prima sul sentiero, ma pazienza, cose che capitano. E dice protezione, io prima non possiamo voltare come noi altri. Sì, fermo Bilame, ma tranquillo.
Bene ragazzi, eccoci qua, abbiamo finito la nostra avventura in quel di DH, in quel di DH. Ecco il mio intervento perfettissimo. Adesso abbiamo appena consegnato la nostra bici a noleggio che con 40 euro te la cavi, 45 con l'assicurazione se non erro. No, più 15 euro di assicurazione. poi 15 euro, 40 euro? 60 euro, bene? Ho detto 60, siamo 60 euro. Più mettiamo un 16 euro per... no, mi leva 15 euro, comunque puoi parlare cazzo! 30 euro tra mangiare e seggio via. 30 euro per mangiare e seggio via. 90 euro totale. 90 euro totale. Quindi una giornatina con 100 euro. A me capito che parla lui al posto mio. Io metto subito la faccia e sentite la sua voce, perfettissimo. Ciao ragazzi, Sì, ciao, aspetta un attimo. venite a fare DH in neve. Posso finire? Io non posso insegno. Ah sì. Bene, abbiamo finito le biciclette come ho detto prima. Si paga più o meno sui 90 euro per facciamo 100 euro con l'andata e ritorno, macchina contato qua al parco Nevegal, da dire, belle discese, abbiamo fatto quella più tranquilla, leggermente più tecnica, perché c'è quella mondiale che mi divertisco è un po' un rottura di balle. Beh, non è un rottura di balle, però per le prime volte come noi, per dei primizi è meglio fare così. Un molto divertente e interessante. Adesso stiamo caricando la bicicletta qua del mio collega, perché lui ha la sua bicicletta personale, questo ragazzone qua, che dopo sono via come dei iene sopra le discese, molto divertente, ok? Già detto ancora prima. E bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, un bel mi piace sempre accettato, esatto, un commento sempre gradito e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, sempre... Matussello 88. Ha detto lui, perfettissimo, ottimo. E ci vediamo al prossimo video e... Sì, Matussello 88. Avete capito. Ci vediamo alla prossima, ciao! Allora il nostro viaggio sta proseguendo bene, ci stiamo immettendo nella strada che ci incanalerà verso una strada meravigliosa, fondata dagli italiani 50-60 anni fa, e grazie a loro noi motociclisti e ciclisti possiamo realizzare i nostri sogni di pieghe all'ultimo e discese senza come se non ci fosse un domani. Questa meravigliosa strada si chiama Fadaldo e tutti e tre lo stiamo affrontando per la prima volta su una quattro ruote. Fa un saluto lui. Ciao a tutti. Dì che ti sei emozionato che te la so parlare. Dì che ti sei emozionato. Ma perché non so a memoria Dì che ti sei emozionato, no? Dì che ti sei emozionato. Ragazzi, il Fredo ha ancora il cappuccino che ha avuto stamattina, ma non sa che il Fadaldo suscita emozioni ogni qualvolta se lo percorra. Ciao ragazzi.